Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo in diretta, io sono Giorgia Peretti e qui con me c'è il cantautore Martino Bopen, benvenuto. Benvenuto a te, grazie. Allora Martino, ti vediamo già con la chitarra in mano, quindi stiamo spoilerando un po' quello che poi si andrà a fare. Però insomma, innanzitutto io partirei da te, quindi un po' dal tuo background musicale, com'è che ti sei avvicinato al mondo della musica? Allora, grazie a mia madre che mi ha iscritto a un corso di chitarra a 14 anni e sempre grazie a lei mi ha fatto conoscere De Gregori all'inizio. Ok. E quindi mi sono innamorato subito dello strumento e anche del genere cantautorale. Poi ho iniziato a sviluppare anche così un amore per i folk singer americani, la musica irlandese, e quindi il mio background è soprattutto popolare. Ecco. Ok. E dopo ho iniziato invece a coltivare la musica classica, per cui mi sono iscritto poi al conservatorio qua a Verona, conservatorio dall'Abaco, e per cui mi sono trasferito, perché prima abitavo a Thiene, sono trasferito a Verona e mi sono diplomato poi appunto in chitarra. Quindi insomma un percorso variegato, non solo in una direzione. Sì, direi di sì, infatti ci ho avuto anche un po' un conflitto, perché dovevo a un certo punto scegliere se portare avanti una strada o l'altra. Per un periodo ho portato avanti quella classica. Ok. Quindi ho lasciato alcuni gruppi che avevo formato, mi sono diplomato e dopo ho recuperato diciamo, la passione per il cantautorato, e quindi ho ripreso alcuni miei brani e ho creato poi un repertorio da portare avanti. Tra l'altro il cantautorato, che sicuramente non è la strada più semplice per un musicista, perché bisogna avere anche un certo tipo di creatività, insomma, di inventiva. Sì, tra l'altro il cantautorato vuol dire comunque portare dei messaggi. Certo. E spesso non si trovano, diciamo, i luoghi adatti per poter così creare silenzio e creare un momento di ascolto e di riflessione. Ho dovuto così un pochino farmi la mia gavetta e poi insomma ho creato un mio progetto e ho trovato i miei luoghi, ecco. Ecco, insomma, e poi adesso sicuramente ne andremo a parlare. Prima però ti faccio un'altra domanda. Da addetto ai lavori, insomma, da musicista, da artista, sì. Come hai vissuto questi ultimi 2 anni, insomma, tu che magari eri abituato anche ad andare in giro a fare concerti, ecco? Beh, non direi abbastanza male, perché dovevamo a marzo fare un bel concerto in teatro e il lockdown ce l'ha bloccato. E da lì ho dovuto anche fermare, io anche dirigo cori, ho dovuto fermare anche la mia attività e quindi ho fatto qualcosa online finché ho potuto, però ecco, in questi ultimi mesi fremo, ecco, per la ripartenza, perché in effetti è stato un po' un problema sia insomma dal punto di vista economico e dal punto di vista anche proprio della libertà, ecco, di espressione. Ecco, hai già ricominciato magari a fare qualche live o sei ancora un po' fermo? No, sono fermo, la prima data sarà il 5 dicembre, ecco, dove suonerò al Teatro Parrocchiale Santi Apostoli, una domenica alle ore 5, e quello è, diciamo, la prima uscita, anche se la precederò con un concerto online. Benissimo, quindi insomma diciamo che il virtuale ci ha salvati tutti in questo periodo e sta continuando a darci una mano, direi. Sì, infatti. Anche se non è la stessa cosa, chiaramente. Esatto, sto anche adesso creando un sito proprio per dare anche un pochino più di visibilità. Il sito si chiama Componiamo un mondo migliore, dove c'è sia la mia attività da cantautore sia l'attività di compositore. Ecco, e adesso ti chiedo di magari parlarmi un attimo di questo progetto cantautorale di cui mi hai parlato proprio all'inizio. Ecco, di cosa si tratta? Allora, solitamente porto dei progetti con una tematica. Inizialmente avevo portato un progetto che si chiamava Fiori e radici, sogni e ricordi. Questo ultimo si chiama Vita che nasce e che rinasce. Parla della bellezza, ecco, della nascita e della desiderio di spronare a riprendere in mano la propria vita, a reagire da questi momenti difficili con sfumature sia umane che spirituali. Ecco, è un riferimento personale oppure anche per quanto riguarda il periodo che abbiamo vissuto, quindi il Covid? Allora, è partito con un riferimento personale, autobiografico, perché negli ultimi anni, 2 o 3 anni, ho appunto avuto 2 figli
ho avuto questa grazia, bellissima grazia, e però si è sovrapposto con questo periodo e quindi hanno sicuramente anche dei riferimenti a questo momento difficile. Una doppia valenza, insomma, direi. Esatto. Beh, insomma, e quindi praticamente questo progetto tu lo porterai il 5 dicembre, giusto? Sì, lo porterò il 5 dicembre e come prima data. E il mio desiderio, lo sto adesso insomma sto cercando ecco di creare una sorta di tournée e di portare questo progetto insomma nelle principali città venete intanto. Quindi insomma un progetto che si sviluppa anche con scenari futuri, quindi questo è l'importante. Sì, mi piace pensare così. Bene, bene. E allora Martino, io ti ringrazio intanto per essere stato mio ospite e adesso ti lascio uno spazio per un brano. Suonerò Foglie di sale, è un pezzo che ho scritto 18 anni fa, dedicata a mia nipote, perché 18 anni fa è nata, e però ho messo molti riferimenti autobiografici perché parla soprattutto del rapporto tra figli e genitori. Benissimo, sentiamola. Madre ha gli occhi scuri, scuri come gli abissi, forti e decisi, possono far male, ma nel tuo lungo viaggio un giorno ti fermerai e negli occhi di tua madre ti riposerai, e negli occhi di tua madre ti riposerai. E con tuo padre 1000 incomprensioni starà solo a te trasformarli in doni, e lui non è altro che una pietra di smeraldo, qualcosa di prezioso che si trova solo di rado, qualcosa di prezioso che si svela solo di rado. E quando ti fermerai a guardare il mare, lì ci troverai foglie di sale, e quando ci racconterai le tue storie, noi ci troveremo soltanto che amore, noi ci troveremo soltanto che amore. Un giorno vedrai le cose con occhi grandi, cose che adesso sembran per giganti, e un giorno vedrai le cose con occhi grandi, cose che adesso sembran per giganti, cose che adesso sembran per giganti. Benissimo, Martino, stupenda, Grazie, veramente. grazie mille. Bene, è stato davvero un piacere averti qui e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, è stato un piacere anche per me, veramente. Benissimo, e adesso spazio alla musica.